Cala il numero e cresce l'età media dei dipendenti comunali in tutta la città metropolitana per effetto del blocco delle assunzioni che ha portato il totale a meno 254 unità dal 2013 al 2016, con un calo complessivo del 4,5%. Cura dimagrante record per Torre di Mosto, che ha perso il 21% dei suoi dipendenti. Ma la preoccupazione è soprattutto per il prossimo decennio, che vedrà andare in pensione un terzo dell'attuale organico, la cui età media ha raggiunto ormai i 57 anni. Al di là di inevitabili nuove assunzioni, la soluzione per non perdere servizi fondamentali, secondo la CGIL, è una soltanto. Noi abbiamo fatto un'analisi sui dati del Ministero dell'Economia che fanno una fotografia impietosa e drammatica dei comuni della città metropolitana. Un calo di personale e un aumento dell'anzianità anagrafica che rischia di portare al sistema a collasso. Nei prossimi 10 anni usciranno quasi 1750 lavoratori. Questo vuol dire meno servizi ai cittadini e meno servizi al territorio. Un disegno che si scontra però col campanilismo delle popolazioni, che molto spesso hanno rigettato sdegnosamente alle urne i progetti di fusione presentati dai loro amministratori. Bisogna che gli enti locali del nostro territorio producano vere sinergie, non mettendo al centro il campanile, ma mettendo al centro il buon governo. Non dobbiamo più avere paura dei processi di fusione e di aggregazione se vogliamo continuare a garantire a questo territorio, ai cittadini e al sistema economico, qualità dei servizi e qualità della tenuta anche della democrazia. Qui il rischio è che la bandiera prevalga sulla garanzia di prestazioni sociali, servizi educativi, anagrafe, servizi alle imprese al territorio, pratiche edilizie, cioè una situazione in cui lo Stato centrale ha negli anni affamato i comuni e bloccato le assunzioni, rischiamo che oggi il conto lo paghino i cittadini e il sistema produttivo. Per questo noi diciamo smettiamo di affrontare questo tema solo e soltanto difendendo il timbro sulle carte d'identità, ma aprendo una vera discussione che rilanci la qualità del nostro territorio. Senza servizi pubblici, senza servizi comunali non c'è sviluppo per la nostra città metropolitana.